Si rinnova anche nel 2025 la magia del Veneto che cura, una foto al mese, il concorso fotografico che racconta il territorio attraverso lo sguardo dei cittadini e trasforma le immagini in accoglienza e sollievo nei luoghi della sanità veneziana. Sono 12 le fotografie selezionate tra le circa 300 inviate da fotografi amatoriali e appassionati del territorio, giudicate meritevoli dalla commissione del concorso. La Commissione ha dovuto lavorare in maniera dura per estrapolare 12 foto che poi faranno parte di un calendario che andrà ad abbellire le pareti dei nostri ospedali dei distretti, quindi è stato un lavoro veramente non facile e testimonia ogni anno una qualità crescente nelle foto che vengono mandate, che oggi potete ammirare, che sono veramente molto belle, anche quelle dell'anno 2025, e queste saranno quelle che verranno esposte nel 2026. Quest'anno, essendo il quinto anno, abbiamo anche in mente di raccogliere tutte queste foto in un libricino, una raccolta proprio per rendere merito a tutti quelli che hanno voluto lavorare e mandare le loro fotografie. Questo è un concorso in cui non si vince niente se non il piacere e l'onore di vedere appunto le proprie foto abbellire i nostri luoghi di cura, ed è una cosa molto apprezzata. Molte persone che entrano nei nostri ospedali si fermano, le ammirano, quindi è un modo per far conoscere il nostro Veneto e anche poi per migliorare, come dire, la bellezza dei nostri luoghi. Gli scatti vincitori saranno esposti uno al mese, stampati in grande formato agli ingressi di tutti gli ospedali e delle sedi dell'ULSS 3, per poi arricchire gli spazi dell'attesa e dell'accoglienza delle strutture sanitarie. Un modo semplice ma potente per rendere più umani i luoghi di cura. È stato un momento un po' particolare perché aveva nevicato qualche giorno prima e poi è venuto fuori un bellissimo sole. E camminando in mezzo a questi spazi sono stato colpito da questa luce e da questi alberelli soli che fanno il contrasto con gli altri invece ancora ricchi di fronde e di foglie. Mi hanno fatto tenerezza e quindi ho colto l'attimo, anche perché penso che la fotografia, come molte forme di comunicazione, serva per trasmettere informazioni ma anche emozioni.